I rottami accartocciati e informi della Quarto Savona 15, l'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, esplosa nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992, svelati agli occhi di alcune classi di studenti delle scuole superiori padovane per scuotere le loro coscienze con una storia recente del nostro paese, ma che loro non hanno vissuto. I ragazzi li dobbiamo informare perché vogliamo un paese sicuramente migliore di quello che abbiamo avuto in passato. Ad accompagnare la Quarto Savona 15 in questo evento che ogni anno gira l'Italia è Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, uno dei poliziotti della scorta di Falcone, morto insieme al giudice, a sua moglie Francesca Morvillo e ad altri due agenti, Rocco Cillo e Vito Schifani. Vuole essere un messaggio per i giovani, cioè, e dire loro che comunque insomma anche loro erano dei ragazzi e avevano deciso da che parte stare in un momento storico sicuramente molto particolare, e per dimostrare ai mafiosi che quel 23 maggio non li hanno fermati. L'evento, che fa tappa in 3 città del Veneto, è stato promosso per ricordare il sacrificio di uomini e donne dello Stato caduti sotto i colpi della mafia e per sensibilizzare ed informare sulla donazione di sangue. Per Tina Montinaro, che ha incontrato gli studenti dell'Istituto Calvi e dei licei Modigliani, Duca d'Aosta e Atestino, anche un modo per ricordare il rispetto per le forze dell'ordine e il loro lavoro. Ci ritroviamo con le nuove generazioni che hanno una violenza da fare paura e non si rispettano fra di loro, e quindi è importante fare capire anche l'importanza delle forze dell'ordine, l'importanza dell'uomo che indossa una divisa e il rispetto per quelle divise. Che una volta che abbiamo conosciuto la storia ci consente di non commettere, di cadere in determinati errori che poi sono stati alla base degli anni di piombo, ancora oggi, ripeto, della criminalità organizzata, mafia, camorra, 'ndrangheta. Quindi importante questa giornata, questo incontro, quindi testimonianza, lavorare sulla costruzione di una memoria a favore di questi ragazzi.